Scusa Gigi. Hai sentito già i medici sull'entità del tuo infortunio? Sì, cioè niente di preciso ancora perché aspettano domani per darmi una risposta definitiva. Senti, vuoi ricordarci com'è successo? Ma niente di particolare, cioè sono andato in contrasto, forse a gambe un po' troppo larghe, ho cercato di spingere col destro, ho sentito una fitta e mi sono trovato per terra. Dovrai essere operato molto probabilmente, sai. Beh, se serve venga l'operazione, insomma. Senti, questo è un altro momento delicato per la tua carriera, la sfortuna si accanisce contro di te. In questo momento qual è il tuo stato d'animo? Che cos'è ancora il calcio per te? Ma adesso è chiaro che il morale non è dei migliori perché viene in mente l'ospedale, tutte queste cose così che vengono, la confusione. Aspetto un mese, 40 giorni e poi vediamo, insomma, se riesco ancora a dir la mia, cioè io ci riprovo, insomma. Io ho parlato prima alla radio e la cosa ha suscitato ovviamente molta emozione. Gli sportivi italiani sono rimasti molto scossi e credo di poter esprimere a nome di tutti gli auguri per la tua completa guarigione. Sì, cioè io ringrazio, però non vorrei che si facesse un dramma, una tragedia, una cosa normale, fa parte del nostro ambiente. Purtroppo esistono anche queste cose. Certo, ma tu sei un campione caro a tutti, per quello. Pazienza, insomma, cioè, il più dispiaciuto sono io. Insomma. Audio Jungle.